Il gruppo teatrale dell'Oratorio San Giovanni Elemosiniere presenta Vigilia di Natale, commedia in vernacolo. In una famiglia del Basso Salento non tutti i componenti hanno capito il significato della Notte Santa, specialmente il capofamiglia che nella sua ignoranza pensa sia una festa con vino, pezzetti, canti e balli. Per fortuna ci pensa la figlia, catechista nella parrocchia, che in collaborazione con il viceparroco metterà le cose a posto con una catechesi molto casareccia ma efficace. Buon divertimento. Ma ha dovuto sbagliare il giornale e questo non è morto. Ah, benedetto Dio. Boh, guarda, Gianni Agnelli no, non è morto lui. Ma da quando hai detto il giornale? 1° luglio 93. No, e quello sbagliato s'ha avuto un cartolaio da bacchiniere, come si chiama, e s'ha voluto sbagliare. Ma va bene. Aspetta, ma c'era una cosa lì che non mi è venuta a mente. Porca la chiamo. Consolata! Ecci questa una pizza innanzi sempre, e poi come serve non c'è. Consolata! Dai lì, poi vediamo ci sente. Consolata! Consolata, questa è sconsolata proprio. Consolata! Quello sorda è! Consolata! Ehi! Ma ci sei a fare gridi in mezzo? Ma non vedi che sta bruciando un collo? E ci stai bruciando, sa, ci sei rimanciato? Pampaciuni te rimanciati! Mica somiglia un video di Dio! Ma non guardare, somiglia a un cutugno e non ti posso, somiglia! E con te che c'è una saglietta almeno, e non ti andrà prolungata! Ma non poi, dopo che mi ha stirato le robe. Come? Sì. Faccio stirare le robe? E c'è a partire? Sì, no, insomma, muta e mobile per favore. Muta e mobile mie! Ma guardate, ci te pensi? La Salvatore si c'è vissuta? Casino, invece di scusata, casino via la tienda, dico una musica. Vale, per dentro le gioca, dove lo siamo? Senti. Ma aspetta, dice un monuca da me, qui tuoi e a qua da mozzicare, e hai ragione. Va bene, ma non mozzicate e caccia. Il vestito dei quando non scusati, la camisa a fiori dei quando è morta mamma, e la cravatta niura, castagliazzata, per quando morì la soddisfazione si è lucida dopo proprio, guarda. Ma guarda, vedi, ma fammi capisco di capita, ma si può sapere dove cascire? Ma gastate in carnuzzi tutto. Diciamo che alle 10:30 a giocare con gli amici miei che hanno detto che mi portano alla Notte Santa. Dice che si face tutto di notte, si canta, si balla, insomma, si face festa, ecco, come dire. Cane, ma tu te pensi che sta dai? Ma per favore, e scommetto che c'è pure la santa. No, che sei santa, c'è pure la santa, no? Ma Dio, non è che mi dici che sei gelosa, no? Ma bocca? Senti, dimmi una cosa. Io guarda, non saccio tutte di ci vuoi lasciato troppo almeno, guarda, prima di chiamare era meglio con Papagito Paternosci, hai capito? Capisci, ignorante di chiesa. Dio, sì, ti soltanto gelosa.
perché non potevi venire, che non sei stata invitata. E poi ci veni dire, tutti se ne fuggono e addio festa della notte santa. Vane, vedete che non si addio. Ma dimmi una cosa, ma dimmela diversa, sai? Così sicuro che state senti buono. Come no? Ma faccio pure un po' di ginnastica, come mi metto in forma? E per caso pure alla palestra, no? No, quale palestra? Alle scale da cantina, in chiaro e scino, in chiaro e scino. Speranza di fare pure di tutte. E ti speranza più, cade l'evito mustazzo, dove capra una portica, mamma da me ne sei comutona. Vane, ma ti trovi una cosa insopportabile, ti ha fatto proprio l'ennesima confidenza, ma sta bene là meglio, se no poi diciamo un finimondo e poi non sappiamo più come li recuperare. Si fessa le robe nella spirale e lavare, nella preparare le case. E basta. Ci sto dispazzando dell'occhio. Mustazzuta! Vane, E non te ne vai via! ma ci sei diventato, guarda, ti devo andare a scusare, non ci penso. Non sei dentro sta casa, gridate, combattimenti, parolacce, ma ragazzi, Non so più città per dire Sinata e su tu faccio. Dice, fai uscire la notte santa, ho la camicia, la cravatta, la giacca, addirittura c'è sotto pure di pezzetti e non miedo. Figlia mia, Sinata, non stai buono, a quello che abbiamo provvedimenti seri. Ma sai mucchiare, un dottore, ma non lo qualunque, pieno dei pacci. No, faccio io che c'ho bisogno. Bene? Sì. No, non ci ho capito, figlia mia, ci dimmi, ma c'è soluzione musicale. Che cosa cerchi? Te posso sapere? Aspetta. Chirichetti, sagristani, monaci, frati, mezzi frati. Mezzi! Aspetta, prendi. Don Antonio, Don Quintino, Don Tommaso. Aspetta, ti capito? Chiamalo Don Tommaso, la quale esorcismo c'è? No. Don Agostino. Aspetta, Don Piero. Deve essere no, però mi ispira fissa. E non chiami Don Agostino che lo vediamo vicino di casa? No, ne qui tu ne capisce, poi zicca l'Italia e non la spiccia più. Invece quello con la mamma, le cose da mamma sono legato, le più da chiesa. Invece il sole ci credete no, che ne sapete usare con calma, tutto convince. O chiamo Don Piero, che è un signore con una manna fuori. Sì, io mia mamma ci poi, guarda, basta che mi chiudi. Ma non se ne va di chiudi, io stavo giusto per otto qua. Allora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Sì? Don Piero? Sì, sono io, mi dica. Ciao Don Piero, sono Titina, la figlia di Pippino Cipoi. Sei tu che mi hai chiamato e tu metti le cipoi. No, ma che avete capito? È mio padre che lo chiamano Cipoi. Ho capito, ma dimmi tutto. Don Piero mio. Don Piero mio, già non conosce già so che sta lavoro. A casa mia è entrato il diavolo e si è possessato di mio padre. Ha scambiato la chiesa per una discoteca. Vengo subito. Grazie Don Piero. Cittadino, figlia mia. Ha aggiustato tutto, ma. È vero? Ui, ma sapeva giusto. Addirittura me ne muore? Sta legando. State proprio flauto bene subito, amore. Ma che cosa? Oh, io mi vai, vai. Eccomi qua, veloce della luce. Mi avete chiamato voi? Non mi dite che siete Don Piero. Sono qui. Ma senti proprio sicuro che senti un brevide? Non si vede? Ma guarda, proprio no, eh? Ma tu non sai che l'abito non fa il monaco? Ma quello, l'abito che faccio un brevide? Tranquillo. Io sono il viceparroco della Chiesa Madre. Ma siete arrivato da poco? Da pochi giorni. Ah, ma non è che te ne vai per caso, no? Ah, per un po' di giorni poi, insomma. Qual è il problema? Piano, appunto, ne tiro,
stessa, le porta tutte ma surdo non è proprio. E voi, per me che sono catechista alla parrocchia, è una vera e propria vergogna. Sei una catechista? Bene. Ascolta, guarda, tu porto qui con me il catechismo. E quando faccio il footing ti leggo un po' il catechismo, ecco, ora faccio come una questione imparato da lui. Ti leggo la prima pagina, Grazie. Così poi dopo ti impegnerai tu. Tu intanto fatti ascoltare da tua parte, prima cosa. E allora, ti spiego qui, Ignazio, guarda qua dice, e gli devi spiegare tutta la storia, dalla concezione fino alla nascita di Gesù. Così comprenderà l'importanza della nascita del bambino Gesù e del Natale. Purtroppo io devo celebrare per 10 minuti, quindi non posso rimanere. Io lo consegno al testo. Grazie. Va bene, Don Piero, quando vuoi venire la casa è sempre aperta. Con gioia, guarda. Grazie, Don Piero. Ciao, Piero. Faccio strada. Allora, visto che te la devi dire io così rata, io me ne vado da Incia, senti con cucinare, caci qui bene, e mi trova qua, sparavo i gigi tratti stasera. Ha capito come esce Pascalino. Se nega pure come stila lo vestito, come prepara lo vestito. Ed è proprio una moglie del bambarambà. Ed è una iena. Ciao figlia, che figlia da legno, Un padre Pascalino. Sì, è vero, è tutta la tua anima di mamma. Papà, Teo, è bene. Come no? Senti la gioia negli occhi miei, figlia. Allora, papà, sempre che andate a raccontare una bella storia, sempre venuti a comprare No, qualcosa io vedevo questi su cose vostre, ne vediamo compare, state buone, buonasera. La signora la vediamo dopo, ciao. Allora, papà, Ora ascolta, sentiamo questa storia, dai. Tanti anni fa, in un paese della Galilea, viveva una bella e buona bambina di nome Maria. Era senza peccato ed era promessa sposa ad un falegname di nome Giuseppe. Un giorno un angelo apparve a Maria e le disse: ti saluto, piena di grazia. Lieta, manco era sposata già Regina? Di grazia, papà. Ma chi era? Chi no? A Maria o a Grazia? No, Maria è grazia di Dio. E lo Giuseppe non sapeva niente di questo fatto. Darti pace, papà. L'angelo le ha detto anche: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Frutto, seno. Ma non è che sta capiscono la verità, È semplice, papà. Maria aspettava un bambino. Un bambino? E com'è possibile se non eravamo confusati? Poi dicono al giorno d'oggi che le magnone vanno in giro, tutte quelle vence pizzati, vanno tutte in cerca di tutti i amici, tutti gli amici loro. Mimì. Mimì, Gigi e Cocò, presidente di Cocò. Si va Giovanni, Bebe, l'agnella che roba là. Aspetta, secondo me non è permesso. Dici poi. Ha già capito, Cicillo. Ma figlio, tu si ne capite terza, non dico tu. Lo stiamo di spiegare prima. E ci poi. Sì, va bene, no, aspetta, diciamo che spiccio un punto con figlia, ma poi dopo mi dici tutto quello che vai, va bene? Oh. Allora, dove stavamo? Stavamo alla Grazia Plena, sai che era, no? Sì. Allora, Mario ha detto: come può succedere questo se non conosco uomo? Questa pure è una bella pausa, Vedi da mamma, dai. Perché? Perché? Scusa, non conosco uomo, non conosco uomo. E lui Giuseppe non era nonno. Sì, tu dire. Chi ne capisci? Simile bene, via. Vedete, Giuseppe era lo scudo di tutto. E quando Maria gli ha detto che aspettava un bambino, Giuseppe pensò di rinviarlo. Allora, e ci vuol dire sto termine? Che pensò di lasciarlo? Come sta penso io, con l'asso che ha montato dalla mamma. Ehi, ma mi piace di spiccio questa storia? Beh, sì, ne fa spiccia questa storia figlia mia, capita? Si ne capisce, le uomini e le donne, gli sentimenti e le donne. Che Dio, Tu dire!
Maria, perché il figlio che avrà dominerà il mondo. Ah, allora era figlio del re. Più o meno sì, ma il suo regno non era di questo mondo. Ah, allora mamma e Sira, ma buonanime, l'hanno fatto uscire sicuro. E cosa c'entra le nonni? Come cosa c'entra? Se avete l'altro munno, i stanno l'altro munno. E ci c'è sta aspetti con i secoli voluti. Ah, e ti aspetti con te lei che mustazzo da che mamma come tota, che faccio proprio schifo. Voi vi siete chiusi. Allora, Agustiane. Alla grazia plena, no? Alla Brumunno. Poi per licenza ogni tanto. Allora, Giuseppe andò a casa di Maria, insieme a lei aspettò la nascita del bambino. Ma quando stavano per compirsi i giorni del fatto, dovettero andare a Gerusalemme per farsi registrare all'ufficio anagrafe. Ma giunti ad un piccolo paese, Betlemme, iniziarono le dogne e Maria e Giuseppe dovettero fermarsi per la notte. State bene, dogne bruttiere? Sapessi, lessi e stravessi. Spesso. Avanti. Buonasera. Buonasera, dai, Ronescio. Come siamo? Poi tiravo un po'. Mi faccio piacere. Sì, è giusto alla chiesa un cristiano, cinese. E ci sta giù. Ha detto cercava a casa una certa più più un broglia. Non si tira. Sì, ma la imbroglia, nonno me la imbroglia, mamma me la imbroglia, solo me la imbroglia. Ma non brogliata pure a mia. E ci sta, ci ho fatto già. sì, fallo una sera, ti dico ci parliamo. Va bene. Tanto, mi sono tutti. Ha fatto piacere, Non c'è, venivo stasera senza un bicchierino, una buona serata. Ecco Cristiano, mo era uscire di pressa, un capo se ne voglia. Senti, io dico che i bambini sai cosa la porta, pane e pannescata, Cristiano, ma ti dici che è cinese? Mi dici che il cinese può darsi che sbaglia, no? Sbaglia la destra con la sinistra. Almeno faccio una cosa buona, te ne garanzi. Io sì, no, satechismo. Sto proprio lì, Avanti, prego. Ce ne sta Ingagà. Consolata e innanzi. Te lo consegno, la diesi esperta di cesso. Che è cessa? No, non ha detto la successa. Ha detto con i compagni, quindi ci serviva. Tu poi andare con Consolata, mia moglie, che ti fa via al bagno. Mi raccomando, soprattutto quando finisci la funzione, tira lo scarico. Grazie. Ingagà. Ma con tanti gesti, con tante mille lanci sotto, no? Dico, tutta la zona. A venire proprio a casa mia come il bagno. No, bagno. Io non ingagà, venire da Shanghai. Ah, ti capisco. Al paese dopo tutti sciancati. Paese mio, essere grande, avere tante fabbriche. Ingagà, venire da paese grande. Sto paese grande che ti ci no? Non è che era anche un bagno grande. Paese grande, bagni grandi. E poi tutti questi paesi grandi, bagni grandi, venivano a rubare a casa mia come un bagno mio. No, bagno. Io vendere porta a porta. Ah, porta a porta, grazie. Guarda, porta a porta non ne serve Nezzi, perché qua c'è più porte che cristiani. Cristiani, proprio quello del cavo. Proprio quelli cercati. Aspetta, ti è caduta una cosa. Aspetta. Giusto, Io vendere piccoli presepi. Tu vuoi fare regalo? Sì, io vendere regalo. Ci si tratta del regalo, lo accettiamo. poi se ne va giù, lo so. Prego, solo 1.000 euro. La faccia che tu mica la faccia. Sta buono questo. E se ne lavorato a mano. Sì, ma chi lo vedi quelli? Vedi però, vale, fuori da casa mia. Anzi, Consolata, anzi no,
lì con questi imbrogliati come te. Va bene. Ah, guarda, ci fanno spicciare sul punto alla figlia mia. Mamma mia. Continua figlia, continua. Ma che trovare in questa casa? Benedetto Cristo. Allora, Giuseppe e Maria, dopo tanto girovagare, trovarono posto in una stalla, dove c'era un bue ed un asinello che li riscaldava. A mezzanotte i dolori delle donne aumentarono. Pure delle donne. Non ci dolori morto. Infine nacque il bambinello. Era la mezzanotte del mese di dicembre. La notizia si sparse per la terra e a breve giunsero nella stalla i pastori, la gente comune e i magi per adorarlo. E tutti dormono un bambinetto? Sì, proprio tutti. E ci posso provare con dormire sul bambinetto? E poi dopo che l'hanno durato ci... Ognuno a casa sua, infatti ogni anno, il 24 di dicembre, si va alla notte santa per aspettare la nascita del bambino Gesù e per adorarlo. E quindi ogni anno se vai alla notte santa, si adora un bambinetto? Ogni anno. Quindi papà, stasera alla notte santa si va per adorare il bambinello. E non si fa festa? No, si va per adorare il bambinello. Consolata? Dimmi. Tutti per roba e lazzare tutti al posto. E ce la pianta. La demanno a te con il bambinetto. La sei proprio brava con Dori. Poi no, guarda Pedro, no. Chi è di festa? Chi è che viene con me? Mentre buttoni, stai venendo con me? Dalle piccole, delle frutti, chiudi a mia. Ecco la mossa. Papà, è vero, fai lo sforzo. Gesù il bambinello nasce anche per te. Non te illumina. A proposito, c'è che alle 11 in televisione ci dovessi tu per la di Natale. Ma la televisione? Via da già figlia. Perché non sa ci fa un funzione. Io non mi stiamo dando. Ci l'ha messo con la tua. Allora se quasi non fai il messaggio. No, gitti. Fazzi tu, ma no, gitti. Ah, io non mi Samsung. No. Muovimo, ci hai messo quello da tuo carotto. Pure questo ci hai messo tu. No, c'è bello. Ho visto che la televisione. Ma scoppia tutto. Zitto. No, salta. Arrivati di giorno. No, Manuela, Ciao. Ma guarda, questo pesce si vedeva davanti. mamma mia, ma sappiamo Buonasera. Ci colleghiamo con la cattedrale di Napoli per il messaggio di Natale di Monsignore Fernando Filograna, vescovo di Napoli Galino. Siamo dato Sempre salutato. fratelli e sorelle. sappiamo che non fate questo, Voi siete fratelli e Signore, che state venire da noi a portare la no, grazie, a voi le e ci che non può venire, faccia vitto la casitata.
gentile pubblico, se non ti ritenensi da fare, ciao di voi, con lo adorato mamminetto, Tanto è preoccupato! Iniziamo con Monsignor Fernando Filograna, Antonio Coppola. Speaker Emanuela Panico. Linda Gaff, Francesco Zoppi. Mescio Donato, Simone Prete. Cicillo, Paolo De Micheli.